Diventare padre significa avere un progetto, un'idea nella testa e poi va a finire sempre in un modo diverso. Non sai mai se sarà maschietto o femminuccia o gemelli, ma nella tua mente c'è solo un grande desiderio, una sensazione che ti avvolge, ti elettrizza, ti spaventa. Poi, quando con le tue grandi mani giganti terrai in braccio quel piccolo esserino che pulsa di vita, che respira, che piange, allora tutto avrà un senso. Ci saranno musiche che nella tua infanzia hanno condizionato il tuo ricordo, profumi che aleggiano nell'aria e che ti ricordano un momento della tua vita, ma non potranno mai essere confusi con quelli del tuo bambino. Saranno unici, saranno suoni e profumi del tuo essere padre. Oggi essere padre significa scontrarsi con un mondo fuori da casa che contiene 1000 insidie. Questo rende questa responsabilità ancora più grande. Non basta conoscere cosa abbiamo sperimentato noi nella nostra infanzia, ma dobbiamo calarci nelle vesti dei nostri figli e a volte dobbiamo cercare di farli ragionare e guardarsi da soli per capire chi sono e dove si trovano. Questo mondo robot digitale, fatto di emozioni e sensazioni confezionate come se fossero merendine da scartare, non consentono ai bambini o adolescenti di sperimentare la vita vicino alla natura e a contatto della terra che gli sta dando un passaggio. In questo lungo viaggio cosmico che in media ci vede girare 80 volte intorno al Sole. Caro papà, sei stato nominato. Sport, parco giochi, pannolini, animali, selfie, tutto in uno. Un babysitter eccezionale, veramente. Un unicum di capacità, strategie e tanta voglia di giocare. Il 19 marzo è la festa di San Giuseppe. Le tradizioni vogliono l'invito a pranzo dei poveri e sfortunati. Nei campi si dà l'addio all'inverno bruciando l'incolto. Si mangiano le zeppole e le frittelle di riso. Una giornata dedicata alla famiglia, che trova un momento per stare assieme e condividere la nascita, il percorso e il ricordo di quando si è nati. A tutti i bambini che potranno festeggiare il loro papà, un augurio di vivere questa giornata in pace, giocando e usando tutto il tempo che avranno a disposizione per scolpire nella memoria un ricordo bello, da ritrovare negli anni futuri, quale impronta della loro vita, dell'essere su questa meravigliosa terra assieme al loro papà. Break Guide, Bambini in Viaggio, una rivista gratuita solo per voi.